Felipe, sappiamo che segui ancora l'Udinese, no, comunque anche la società, nonostante questa potrebbe essere un'estate di rivoluzione per via del mercato, sta costruendo un progetto molto solido e anche duraturo, no? Pensi che si possa veramente ambire all'Europa dal prossimo anno in poi? Ma io credo di sì. La cosa principale dell'Udinese è che ha sempre tenuto quelli che vogliono insomma che vogliono rimanere. Credo che comunque hanno sempre cercato di fare una squadra competitiva puntando al massimo, che sicuramente è l'Europa, che è il grande sogno del Paron, ed è un tifoso speciale, quindi bisogna prima o poi accontentarli. Sappiamo anche che conosci molto bene la famiglia Pozzo, no? Quanto è importante anche per una piazza come Udine avere una società così solida, no? Molto importante, molto importante. Sono rimasti pochi presidenti italiani, no, diciamo, affezionato veramente alla città, al club e alla crescita, e secondo me l'Udinese in questi anni io l'ho vissuto, e mi piace anche dire questa cosa, no, che quando sono arrivato non era tutto quello che è adesso l'Udinese, tra impianti, tra spogliatoio, cose che comunque non si vede tutti i giorni, ma è una cosa, e ti rendi conto quando te ne vai. Quando vai da altre parti ti rendi conto cos'è l'Udinese. Sono tanti comunque anche gli uomini in mercato, da Solé a Christensen, passando anche per Zaniolo, che è un po' la vicenda che è quella principale, no, delle ultime settimane. Secondo te tutti questi giocatori sono pronti per il grande salto oppure gli farebbe bene anche restare un altro anno a Udine? Allora, pensando su questi 3 che mi hai appena detto, dico che Solé potrebbe già essere pronto per il grande salto, perché ha bisogno di confrontarsi con una piazza, diciamo così, importante, anche se sulla fase difensiva ogni tanto pecca ancora, no, nel senso come difensore vero e proprio. Però c'ha talmente tanta forza, talmente tanta capacità tecnica nel gestire la palla, che è veramente da un top club secondo me. Zaniolo secondo me per lui sarebbe meglio che insomma che rimanesse un altro anno, anche perché 1 anno soltanto non basta per certe squadre, diciamo così, perché chiaramente è un giocatore molto forte, è uno da squadre, alta, non dico alta, alta, ma alta comunque, alta fascia, però ancora dopo soltanto 1 anno non si può pensare che sia già maturo per andare. Quindi secondo me gli servirebbe anche per quello. Christensen secondo me è un giocatore molto importante, l'Udinese se lo terrebbe, insomma se lo tieni anche quest'anno farebbe la fortuna dell'Udinese, anche se fisicamente è già pronto per qualche altro campionato, perché mi pare che abbia detto anche lui, no, che vorrebbe confrontarsi da altre parti. Però è uno di quelli che se rimani fa crescere il reparto difensivo intorno a lui, e sarebbe importante. Inoltre sappiamo che conosci molto bene anche Gökhan Giller, no, che adesso è dentro appunto alla società, ha un ruolo dirigenziale, no? Che effetto ti fa anche vederlo in questo ruolo, in questa nuova veste? Allora intanto è una grandissima persona, è una bravissima persona. L'ho conosciuto quando è arrivato per sostituire D'Agostino, me lo ricordo bene, è arrivato a punta di piedi come si usa dire, proprio ha lavorato, 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 lavorato. È uno che non si scoraggia, uno che ha la sua i suoi allenamenti, quindi secondo me anche per come è fatto come ragazzo, come persona, come uomo, ormai ragazzo non più, perché non siamo più ragazzi, siamo più uomini adesso, però secondo me anche nel lavoro che ha fatto in questo periodo qua, insomma con l'Udinese, si vede tanto la sua mano. Tanto c'è l'incontro coi tifosi, tante cene, tanto, l'allenamento a porta aperta. Io penso non aver mai fatto, cioè in tutti gli anni, ed è una cosa molto bella. Perché il pubblico di Udine ha bisogno di avere questa vicinanza con la squadra, ed è un pubblico tranquillo, quindi non è che si poteva fare anche prima, ma lui l'ha fatto e la sta creando, e anche soltanto il fatto di tutti quelli che arrivano, no, che li fa vedere video e che racconta cos'è Udine, cosa significa. E questa è una cosa che io ogni volta che cambiavo squadra cercavo di imparare, la storia della squadra, e questa è una cosa molto importante.